Salute a tutti e benvenuti a una puntata nuova de Saianna di su Tempus, un viaggio a intrus dei sprendas dell'archeologia sarda. La cultura antica della Sardegna è fatta pure delle religioni. Mera volta sabieus chi logus, chi punti stettius frequentaus dei anticus, anche dei preistoricus e dei nuragesus, seguinti a essi bivius in sedati cristiana. Questionaso dunque del sincretismo religioso. Uno dei logus più emblematici che questionato del sincretismo è sicuramente Santu Serbaroi de Susinis, seso in sa zona di Aristanisi, a undi doiesti una gresia antica, ma a sutta di questa gresia i archeologi hanno agattau un tempio d'età nuragesa e in isannus chi seguinti sul luogo estetiu comunque frequentau commenti tempio de Shmun oppure commenti tempio de divinitadis de Marti e Venere, finza s'arribai a su cristianesimo. Dunque bieus in su proprio luogo differenti a religionis. Si che si in questo servizio che è d'importumano po' sa storia della religione antica in Sardegna. E seus calendi a sutta dessa gresia de Santus Rabadori de Gravasa e no già intrus sabiri un templu chi esti forzi sa cosa più importante del suo sincretismo religioso in Sardegna. Chi partiri de sedadi nuragica con 4 spuzzus dedicaus a su culto de s'acqua, sigidi in edadi fenicia, punica, con sa divinitadi de Eshmun, seguiti ancora in età di romana con Esculapius, Venus, Mars, ma pure Hercules, poi tenogi teneus uno scanto de disegnus che rappresentano Hercules che fari isdogi fatigas. Questa è la parte più interna de Sipogeu, esti sa parte che sti stetti avregata in età di romana e per subire questa affardassamento che antivatto poss'acqua, poss'umidità, si pogeu sigiri in età di cristiana, in età di paleocristiana, con un artari vai sa missa. Una delle cose più curiose di questa gresia esti sa base islamica. In oggi doiesti una scritta pigata del su Corano
che esti stati avvata sicuramente su 1415, quando in su Gulfo de Gravasa dove stati un arrivo dei Arabus, dunque calincuno di questo Arabus e bene noi e la sausa scritta applicata del suo Corano a un disinata che su paradiso e su inferno due punti di Adelusu e Allah esti mannu. Noi abbiamo sull'acqua, onde poniamo s'acqua, poi fai abluzioni. In su muro invece, le pitture del 1500 o 1600, dove si comprendi di questi uomini che venuti in Sannai, con un cappello tipico di questo periodo. E altre pitture d'età romana, abbiamo animali, nais, uomini. Ma sigeuso e bieuso esattos apposentos. A primo di entrare in satro apposento per subire in oggi, in mezzo, su puzzo forse principali di tutto si pogeu. E in questo apposento vitticheddu altre pitture, ma pitture d'età a romana, come in questi animali, poriresti un cane, un lupo. Altros non si binti poi tassumbididadi che stette noi po seculus a ricuau questa pitture che molti stati agattadas in su 1800, anti ogau tutta questa parte del sumididadi che si viene a formare in seculus di abbandono di tutto si pogeu. E mo andato a s'altra parte. A s'altra parte bieus e pitturas mellus allogatas. Comenzaus de noi a onde esibire un leopardo, una nai d'età romana, uno simbolo che pare di uno coloro e che esti associato a su culto de Eshmun. Dovuti prumanus in noi, poiché per esibire questa cara fatta bene con spilus, esti una femmina, forse una divinità, in oggi bioso un angioletto, e poi leggi noi Mars e Venus, bolinai che in oggi due stati puro su culto de Marti e de Veneri. Ma una cosa che biesu meda in tutto si pogeu funti questa litteras RF ghisigidi da cattauso uno scanto e decinas e RF bolinai sicuramente refè per alesh chi bolinai sanami in lingua punica semitica. Un luogo piccolo, è vero, ma con millennius di storia de vedi, de religioni. E poi sapere un'altra parte de Sipogeu, onde si conta invece sa parte paleocristiana. Sartari che un perra con probabilità di parti più antiche, in oggi de Palasa, fadiata sa missa su predi. In primo secolo su Agoa de Cristo e seguendo per notare una pintura onde si binti due persone a intro di una gabbia forse funti is cristianos martirizaus a sutta dell'imperio di Diocleziano su de 13 secolo Agoa de Cristo e si cosa biri sa scritta RF che da regorausu bolinai sanami e poi andaus a bere s'altra parte, s'ultimo apposento, uno dei più interessanti. Bieus in noi du species o delfinus o pure balenas in questo topo magari si può immaginare sul ciclo di Giona
un ciclo che bieso a intruso dessa Bibbia. E si chendi altri animali, a trascritta in punico, in latino, animali e commenti leonisi che fudianta imperausu a intruso dei circusu, enzando sovroso pensai a esprimu cristianusu, ma forse si questo apposento è stato scolaburu, poiché in noi piesu s'alfabeto a regu, alfabeta gamma e ai cinendi. A s'altra parte, una quadriga, una sabiga, se sono unità romana, e 4 guardi subiesi con un nomini con Savramma de Sa Vittoria. Un altro personaggio con uno cappello in conca, una sorta di corazza, e forse si sempre a intruso del suo circo, il Colosseus. E poi acabai questo animale, un villone, ma che accappiava sempre a simbologia des primus cristianus. Quando questionaus de sa Sardigna in edade romana, non depesu pensai che ai sardus che doviant primu funti sparessius e funti arribaus scettis a romanus. Teneus esemprus de sardus che funti stetius inquadraus mancai in s'esercitu a romanu. E questo dusceus grazias a nominis che indienniti de sa regini paleosarda. Un esempio sicuramente importante è su diploma militare de Tunila, che hanno agattau in Susartu de Durgali. Questo diploma oggi dovrebbe esibire in sul Museo Archeologico de Nugoro e sa coppia in questo de Durgali e si conta de Nusardu che mancai tengera s'origini sarda. Comunque, in più di 20 anni di carriera militare, a Saccabu poi ottenere tutti i diritti dei cittadini della città a Roma. E su bio dunque questo diploma in sul Museo Archeologico del Durgali. Si che si può dire questo importante reperto. Quando questionato del sincretismo, non questionato scetti del su che spettera sa religione, questi comunque sono una cosa importante dentro questa società, ma depeso fare riferimento pure a tutte le altre sfere, mancai sa architettura, sa cultura, sa gastronomia, sa parti militari, ma pure a intro de isa relatas che due punti tra i sardus e altri popolus. Quando nasce Roma e si spainata in tutta Europa e arriverà finzas in Sardegna, ita succede? Succede che i sardus seguenti a vivi in quest'isola, mancai, cambiano sa maniera de vivi, cambiano sa maniera de fraigai domus, is tempius, e tenenti ancora in età romana nominis che indiennenti de sedadi nuragesa. Un esempio importante o su chi spettera su sincretismo sociali esiste storia di un sordau, Tunila. Tunila è stato un sordau della zona dei Drugali che agò de 25 anni di carriera militare attento un diploma e sa romanizzatura civili. Questo diploma è stato precisamente a su 10 de mese Laramini de su 69 agoa de Cristo, quando fu imperadori Nerva. Ita esiolinai, che i sardus non scomparenti de sa Sardegna, ma benenti a romanizzausu. Ma era de gusto documenti Tunila, che farà parte dessa cor secunda gemina corsorum et ligurum, ha decidiu de traballai po s'imperio de Roma e mancai gestionare ancora sa lingua de saiaius, che era su nuragesu, mancai pregara ancora sa divinidadis che non fianta romanas ma de su periodo nuragesu, ma comunque a vivi in un periodo che si gusta romano
cicchendi de pigai comunque elementus chi va di antavarti de sa cultura de Roma. Meda sardus sicuramente in età romana decidinti de intrai a traballare con menti guerrerisi in s'esercito romano. Tenesu puru sa Corsa Sardorum, che viene proprio una legione fatta de sardus chi decidiant de combatti in s'esercito romano e mancai andai in altri luoghi che viant attesu de sa Sardigna. Esu bio su diploma de Tunila, ma esempio su punti merasa. Però ci caso de comprendi mellus chi mi via da gustomini ita ottenniu a saccabu de sa carriera militari. Pondisci de Brusu esu intravistau un epigrafista sardu, Claudio Farre, chi sa splicau mellus chi mi via da Tunila e poi ari arriciu tutto gustus deretus a saccabu del suo traballo a commenti militari. Bene, io Claudio Farre, epigrafista, esperto di scritturas de dadi a romana in Sardegna. Chi sono suoi dei diplomas militaris. Dunque, tutto sa parte rispetto a sa guerra o comunque ai militari, una cosa che è sempre stata affascinante. Ita vuntis diplomas militaris e poi ita vuntis importanti in Sardegna. Dunque, i diplomi militari sono documenti ufficiali innanzitutto e sono copias personali di un atto ufficiale dell'imperatore. I diplomi militari sono andati a cui soldatos che noi già cittadinos, quindi di questo reparto che sono chiamati ausiliari, e veniva data a saine del suo servizio, quindi dopo 20-25 anni di servizio in determinato reparto. Sul diploma militare è atto di due lastras di bronzo che sono unitas a tipo libro e sono iscritte a un'ala e a satira, quindi batta un testo esterno e un testo interno. E in questo testo è scritto che l'imperatore da iata a determinato reparto, e quindi a sol membro di questo reparto, determinato diritto che gli si spetta iata dopo su congedo, quindi la cittadinanza, su diritto di si poter risposare e imparai custoso probabilmente uno premio in terrinos o in dinari. E quali est, secondo voi, cussa più longa, cussa che si onera più informazioni e dunque sa più importanti agattata finza in Sardegna? Binnamus metta importante, sa più intrea e quindi chi è pure la più antica è una testimonianza di Anela. Però potremmo montovare pure sul diploma di Tunila de Durgali e sul diploma di Hannibal de Posada. Tocca di aumentare che sul diploma che abbiamo accattato in Sardegna enini tutto da questa zona centro-orientale, da Olbia, Duoso, da Tortolì e poi sul resto tutto da questa zona interna, Ossastra e attuale provincia di Nuoro. E come te mai, secondo voi, dienti prima di tutto di questa zona oppure esti naraso un limite di sagica archeologica e storica? Quindi, per me non potete essere e non è assolutamente casuale. Tra l'altro questa zona sono cose che dal punto di vista archeologico della base romana sono cose che conosciamo da mancus. L'idea mea e sugli studiosi che bisogna stati prima di me è che questa testimonianza non narra che in età romana, in età imperiale, a questo soldato gli sono andati terrinos in sa zona dove Galucomo batta de mancursente, sa demografia è più bassa. E questo tipo di azione serviata sia a sor militares, che all'Irdaiana terrinos potevano tornare metta in sorlocos in uve o hanno operato oppure uve in nascittos, sia a autorità romana,
che abita caiata persone novas, persone romanas in questo locos e quindi dal suo punto di vista culturale è importante per il sviluppo della società romana provinciale in questa zona poco abitata. Hai fatto menzioni ai repartus militaris ausiliarius, giusto? E quali punti questo repartus? Quindi, questa prima fase, questa prima metà del suo primo secolo, conosciamo repartos ausiliarios che sono dislocati tutta intorno alla zona interna. Abbiamo questa zona di Oschiri, questa zona di Ardara, e pure questa zona più in basso, possiamo narrare a questa Fordongianus. Però conosciamo distaccamenti pure più interni, ad esempio sul territorio dei Visti, però namus che dopo questa prima fase beste un ridimensionamento di questo reparto. Sono de mancus, che abbiamo de mancur bisogno, e quindi conosciamo due reparti in questa zona interna, sempre tramite i diplomi. Una è la Cors Gemina Sardorum et Cursorum e una è la Cors Gemina Cursorum Ligrum et Cursorum. Questi due reparti sono attestati in diploma, ad esempio, di Durgali e di Posada. Sicuramente oggi si questionando del sincretismo religioso, sincretismo di maniera prumana. Dunque, pure sa parte militari per i sardus a romanizzausu. Poi, per esempio, scieusu che Tunila e sardu e non è romano o di un'altra parte dell'Europa romanizzata. Quindi Tunila è un sardu romanizzato, ovviamente, che è un sardu che ha servito l'esercito romano per un determinato anno. È un nome che conosciamo solo in questo documento. E poi c'è un altro indizio che non narra che probabilmente è di questa zona, che infatti del suo nome c'è questa indicazione Carisius, che è considerato un etnico, in senso che è riferibile a un popolo che, secondo le fonti principalmente Tolomeo, è stata a corsa sul territorio dei Durgali, in zona del Succedrino, quindi siamo in cue. Quindi è plausibile che questo veterano, questo congedato, sia tornato in questa zona dopo appunto il congedo. Noi schimmo se è una decisione capicatuisse, quindi namus spontaneamente, oppure se è pure una decisione che è stata spinta dall'autorità romana proprio per cercare di controllare, di popolare questa zona che torna a narrare in poco abitata rispetto ovviamente alla Sardegna costiera e alla Sardegna di su Campidano. Grazie a questo ragionamento che sari gettau luci del bruso a pizzo della Sardegna romanizzata e chi poi torna a viri i sardus a commenti protagonisti di questa storia in sorum, mancai non so su bruso insedati in uragese, sa storia e ai cinnendi. Dunque, nosu ti torrau su grazias e sperausu de zibiri chizzi. A me sorridere. A zibiri. In su coro de sa Sardegna, in su Tremini, a intrus de sa bravace de Sollasta, in un sartu che ancora oggi tenni di su nomini de su passo dei Correboi, is archeologus han scrovetto un santuario de dati in Nuragesa. Seus andaus a Sarquis Forros, a undi due punti non scetti forros po scallai su minerali, ma pure uno scanto de temprus a Mecaron. Nosu, quando questionaus de religioni de sa Sardegna e Nuragesa, seus accostumaus a pensare mancai scetti e spuzzus sacrus a su culto de s'acqua, ma non è scetti gusto. Is temprus a Mecaron sicuramente vi accappiasu a un altro elemento dessa natura e stannai su poco. E a intrus de questo temprus sicuramente due vianta sacerdotessas a commenti vestalis e romanas che teniant su compito di tenere sempre a lutta questa fiamma, questa vampa può indicare sicuramente
sa vita, qualcuna cosa narausu chi spettara sa religione is populus de sa Sardigna e Nuragesa. Dunque sighi sì in questo servizio e andausu dunque a biri su dentro de Sarques Forros. A Sarques Forros, due punti, tresi temprus a Megaron. Questi edifici non funti de forma circolare, come sa maggioria delle strutture d'età di Nuragesa, ma tenenti una forma narausu rettangolare o quadrangolare a vortas. Aita serbianta, chi doviera a intrus. Pensando ai brunzitus che anti agattau, in su dentro de umurgie esterzili, onde doviant due femmine con una manta longa, un cappeddu, sicuramente vunta temprus accappiausu a sa femminilità, ma non c'entra nulla con su culto de sacra, questo da gattausu in spuzzu sacrus. Questi temprus teniant una grovettura a doppio spiovente dell'inna, forse si doviera pure argida, oppure in certa toppus doviant lastriceddas de perda. Funti temprus chi funti più recenti, più nosu, accarausu ai nuragisi, che funti più anticus. Questi temprus poi si contant prus o manco 50 in tutta la Sardigna e vunti de sedadi e su verru, dunque già casi 1000 anni ago a sa vraigadura dei nuragisi. A Sarques Forros, dunque, teneusu tutti gli edifici principali de sa Sardigna nuragesa, ma pure religiosa. A parte gli spuzzi sacri, che sono in altri luoghi, su chi ari accostau si interessi dei archeologhi è stato proprio su numero arto dei temprus a Megaron. Sa religiosità teniera sicuramente una gerarchia entro dei gustus santuarius e forse questi apposentus funt narausu bancas dell'epoca, vita intrus doviant ainas e prendas de valori mera artu. Forse si persone più ricas chi preguntant una grazia, oppure chi passanta dei noi può andare in sagosta o a Simbressi de pianta l'assai oggettus de valori, chiaramente a carausu a su status sociali de sa personi. Sa Sardigna in questo periodo, se si distingue essere di Suverru, è sta ricca meda. Sa maggioria dei sprendas che usa gattau sul mondo nuragesu viene proprio dei santuari documenti gusto dei Sarques Forros. Dessa bidda de Bidamana Strisaili andausu in Bravagia, in su comune de Vonni, in un luogo che dinanta Gremmanu, in is annus 90 s'archeologa Maria Ausilia Fadda ha ribocapillu un santuario manumera. Una parte est in Cucuremonti, un'altra est in Sabaddi e tenil dus temprus. Uno accappiao su culto de s'acqua, est su puzzo sacro, con 8 meda comunque già in sa storiografia dell'archeologia sarda. S'altro, chi est in Bascius, est un tempio de forma rettangolare a undi is archeologus anti agattau un lacco a undi sicuramente dove vi era un vogo chi vi era sempre a lutto e dunque torrausu narausu a su culto religioso che subiu in su servizio de prima in Sarques Forros. In sa parte bascia del su santuario de Gremanu
a intrusu de su temenos prumannu, doi est unu tempra megaron piticheddu. Unu des prus piticus chi conosceus, ma puru unu de is prus interessantis. Eus a biri poita, sighemi. A intrusu podeus biri su chiaparrara de unu focolari fattu cun perda de tracchiti, chi doi estettius su fogu, tu cumprendeus puru de custa perda chi è totu scallara, e duncas, cando is archeologus ant agattau cinigiu, cravoni e attra cosa, naraus, scallara, ant pensau ca custu fura su tempru de su fogu. Duncas in edade nuragesa teneus dus elementus de sa natura, chi funt attesu ma puru acanta: s'acqua, con is puzus de nuragesi, e su fogu, invecias, chi beniat cultualizau a intus de is tempius a Megaron. Mera portas s'incapitara de biri igresias chi funt istettia fraigadas acanta de nuragisi. Sicuramente non est un attoppu, ma anti dezidiu de da fraigai proprio in cui si poita mancai viera giai un'area sacra. E questo che succediu in sa bidda de Silanus in sa gresia de Santa Sarbana, chi agattaus proprio accanto de su nuragi. Ma intro naraus de su nuragi de sa gresia dove est puru unu tempru de edadi a romana. Dunque teneus tutte is fasis de sa storia e de sa religione de sa Sardigna antica. Con s'accabu de sa civilidade nuragesa, sa Sardigna passarà una fase chi oi nomenaus punica, a romana e bizantina. Agora che nd'est arruttu s'imperio romanu de Scurigadroju, sa Sardigna difatti intrarà in s'orbita bizantina, chi teniera sa capitale in Bisanzio. E in questo periodo arribant in noci is paras de Obrecitroju. Custos paras a portas fraigant is cresias in logus chi funt stettius bivis già in s'edade nuragesa e a romana. Su situ de Santa Sarbana, in su comunu de Silanus, seus in su margine, su centru de sa Sardigna, est un esempio de su che accadessiu a pizzus de su sincretismu a religiosu agoa de su periodu de su paganesimo. Meras cresias funt stettias postas acanta de logus paganus, nuragis, tempius romanus o punicus. Custas cresias funt is prus antigas chi agattaus oi in Sardigna, tenint una pranta a cruci arega, con is brazus totus de longaria uguali, e tenint in sa parte centrale una grovettura a tolos, chi arregorara, chi voleus, puru sa grovettura dei nuragisi. Ma is architetturas ndiennint de Obrecitroju. Puru is santus, Santa Sarbana, Santu Miali, Santa Brabara, Santu Giovanni, funt nominis de santus che arribant in su primo cristianesimo e chi mera vortas depint sostituiri divinidadis de su periodu de su paganesimo. Duncas, bieus ca in is propriu logus abarrara custaura de sacralidadi de s'edade nuragesa finzas a su Mesuevu. Santa Sarbana è uno de custos giassus chi oe zerreaus novenarius. Is novenarius tenint a intro in giriu de sa gresia i domus po is pellegrinus chi
di Naranta, di Nanta, ancora oggi, con Bessias o Muristenes. De pianta serbiri proprio per ospitare i pellegrinos. Mera vortas questa domus vunt istettias fregadas proprio in pizzus dei barraccas de etadi nuragesa oppure de altros edificios de etadi romana. E ta serbiri proprio a fare parrai sa gente in logus sacrus, mancai sa divinità sia cambiara de sedadi, de sa cultura de su paganesimo finzas a su cristianesimo. In s'anno 215 a.C. dove est una battaglia manna a intrus des esercitu sardo di Ampsicora e cussu de Tito Manlio Torquato, dunque du mundus, duas culturas faenti una battaglia per decidere la romanizatura della Sardegna. Cornus est un luogo connoto proprio per questa battaglia, però chi oggi decidesi di andare a visitare su Giassu e avere tre seus d'età paleocristiana che furono stettias fregadas a intrus su X secolo agoa de Cristo. Andaus dunque in Gunisi, ma con s'immaginazione, o meglio grazie a sa tecnologia. E usaviri dunque un video fatto in maniera 3D, torrasu grazie a Gede Moi, a sa regione autonoma della Sardegna, che si ha donato la possibilità di dove vedi in questo programma. Saleada de Aristanis, cun sostrettos impranus erentes a costera de su mare e so montrigos a cara, in intro est seguro uno de sus plus ricos e vario de sa Sardigna mesana occidentale. In oghe, a pe de sa vilera de Montes de su Montiferru, va Saida de Gugliere, un su burghighetto del mare. In uno de gustos, chi naran Santa Caterina di Pitinurri, in sartura de Gorchinas, sos cartaginesos haian fraigadu su bidizzolu famadu de Cornus in su dese seculos ananti de Christos. Questo apposentamento antico de Cornus hai attentu fama in su 220 ananti de Christos, che aveva distato s'amparo poderoso de sa resistenza sardo-punica contra sa conquista romana, a contessida in su 238 ananti de Christos. A posti de quest'anno, Saida si muda da cittade verdadera e a furio de issa fiantanaschi dos Parizza Villas, una de gustas fregada in soschiro de Columbaris, accanto a Corchinas, da essa bisura sua si vuole pensare al luogo termale. In su de 4 seculos, a sa villa, non l'impita ian prusu e una chisterra che innantis fia de sa sterma bezzas la iant impreada che al luogo de interru. Unu già su mannu, de interros aia creschido cara a sud, fregende il logos de interru sfossados diretto in sa pedra. Sa chisterra appusti si via mudava a sepulcro gentilizio, cun serente una basilica de interros, fraigada intre sa metà del su debattro e chimbi seculos pusti de Christos, subra sa stumbas che viviant innantis. Sa basilica de interros tenia da nord duas apsides, una in intro de sattera, ca savuru de intro e minoredda la infraigada pose stare e poderare meglio scusa maiore. Intre sa duas haian postus chimbe sarcofagos. In plus, sa basilica de interros tenia pezzi una navada parzida in chimbe ambientes, ue assentaiant a sos interrados cun sarcofago. A sud-est de s'intrada vivida una corte manna, ue ant agattado unu buzzu e unu furru, po maniare e cogere su mandigo e su buffongiu. A
Sacabu aian fregato un aposento, dove viviano una brazza forsi spol battigios con 3 scalinas in 2 costados. Intre sa segunda metade de su de 4 seculus e su de 15 seculus pussi de Cristos, in sala sud de sa Basilica de Interros, aian fregato 2 aulas de cultu parallelas e apertas su una cun s'attera, ma con s'orientamento a s'imbesse. Una maiore chi la mutint episcopale fia sul luogo de sa liturgia fitiana, mentre scussa gara sud, prospiticca, la ente entregata a pezzi po vagare sorrito de su battigio. Su percorso in intro de sa cattedrale cominciaia in satriu e seguia per i sannavadas e posca in s'apside, arziata che mireia cara est. 2 aposento de servizio soschilinaran postoforos accostaggiaian s'apside mentre saltare teniat in tempos innanti su un tosello in subra. Sa gresia de battigio saveria da est, po medio di un'entrata, da dove si colaiat in una trivanata, fino a s'allompere in s'apside che vi apposta a ovest. Sa mizza de su battigio fi apposta in una navata mesana. Su vraigu hai attentu parizza mutaduras intre sa capo de su de 15 seculus e sa metade de su de 6 seculus. Sa mizza de so battigios l'aian fatta poligonale e aian fatto una caminera po so battigiato nos che andaian taccare a sa basilica maiore in trende diretto dai s'aposento de servizio chi vi ad accostados a mano diretta de s'apside. In su costato meridionale de sa basilica po so battigios si sterriat una filera de aposento dei stare o pro s'artesania o è ambuscato vina sa domo dei stare de su piscamu e de soschi livianta brusserentes. Intre de soffraigos han tagattato una bottega de picca pedreris o in intro vivian calum materiales che ha un ugantu de cattedra e arrogos architettonicos che assimiggian ai guso buscados in su battistiru. Sos primo dannos a sas architetturas los hai accagionados unu fogu che ha brusato mescamente sa basilica de su piscamu, che a pussis si devia derrutta in sabina del muro orientale inter su de 7 e 8 seculus. Si sciusciu hai attudato su dritto de sos interros che via serente e hai aggiunto sa gente a lasciare sul luogo de sa basilica e de sos sepulcros. Chi se pragiu duncas a questo video e di boresi biriatrus fattus sa propria maniera, depesi andare in Sarrezza e digitai virtualarcheologi.sardegnacultura.it. Nosu seusu ancora una volta l'ompius a saccabu de questa puntata e depesu torrai grazias a tutti i personisi, i entisi e cooperativas che santi aggiurau ad aggirai. Torrasu grazias duncas a sa Regione Autonoma de sa Sardigna, s'assessorau a sa cultura, a sa Soprintendenzia Archeologica pois provincias de Casteddu e de Ristanis, a su Comunu de Gravasa, a su Comunu de Durgali, a sa cooperativa Ghivine che tenit in gestione su Museo Archeologico de Durgali, a s'epigrafista Claudio Farre, a su Comunu de Biddamanno a Strisaili, a sa Società di Cooperativa Irei, a su Comunu de Vonni e a su Comunu de Silanus. Torrasu grazias a Uru a Bosatrusu, chiesi decidio ancora una volta de Sisighiri e si cubidaus a Sisighiri, Cita Chienniri, sempre con una puntata noa de Saianna de su tempus, duncas a Sidiri.